Visti TV, buona umanzana a tutto canto, siamo che in diretta con Alessandro, chi commenta a San Nicolato, visto chi è stannata bene e tornata a proporre di acchirrare in Brizzichetta San Nosata. Quindi Alessandro, canno pure proponiamo una tela abbassata a San Nosata, questa via in Brizzichetta, ormai sta diventando una tradizione, te ne Alessandro. Buongiorno a tutti, sì, ho canno pure l'idea è scusa di tornare a ripetere la manifestazione che abbiamo fatto l'anno passato, come è tornato tu, è fatta abbastanza bene, e appunto che l'anno passato l'intenzione è scusa di tornare a fare questa passata in Brizzichetta, partire da Piazza Nova, domenica 10 maggio, muovere verso la Sarotta e mezza massimo, e insomma arrivare poi a San Nosata. Provare rispetto a spiegare meglio l'esperienza dell'anno passato, visto che è stata fatta in maniera abbastanza bene, voglio dettagliare un pacchetto sul tempo eccetera, in maniera che ne si non rendiamo conto che questa è una cosa fattibile, insomma, a tutto canto. L'anno passato siamo muoviti appunto a Sarotta e mezza, abbiamo fatto circa 4 tappe, nel senso che non siamo fermati durante il percorso 4 via proprio per aspettare e unire sul gruppo donzi tanto in maniera che poi si è arrivata a tutto Parisi all'ingresso da San Nosata. Ho canno pure mi sono attrezzato praticamente ho già prenotato l'ambulanza che sono subito soccorso che non ha da compensare ovviamente che è sempre in mezzo per questioni di sicurezza insomma chi visiata, ho già recuperato un paio di camieri scassonato che possono servire su Mattessi a aiutare a gente se eventualità che magari non bilacata e vinas chi serve di vinas per un che girare poi al Brizzichetta. Per quanto mi riguarda, Armea andiamo l'ha appoggiato tutto data, a titolo gratuito, idem, l'ha posta a disposizione Roseddu su Bed and Breakfast di Lianedda e su Mattessi si l'ha già tutto piccata. Mi pare che va insomma un pacchetto di... Ma già una squadra sì, già formata. Sente, spero che insomma abbia fatto biglietti soltanto a sente, mi pare che adesso che sono intendendo è una cosa che deve essere insomma partecipata. Bisogna ribadire che non è una corsa, quindi non dobbiamo scorrere, il tempo che abbiamo impiegato l'anno passato sono circa 4 ore e la abbiamo fatta proprio molto tranquillamente, non siamo divertiti ormai, poi non sono battuto a qualche cosa per su viaggio, che è battuto una cosa che è esatta, aiuta, insomma, non è solo giocato di andare in Brizzichetta, ma batta via una serie di gente che in accompagnamento della famiglia, batta macchine, insomma, che non si può dare soccorso. Che hanno passato, ripeto, non dovevamo resistere insomma, a partire e a essere un bello gruppo ordinato. Io a chi è pensata di non bilacere, tornare che secondo me è una cosa che veramente tutto canto siamo in grado di fare. Dopo viene a poter narrare che sul percorso sul canto più difficile è Palarnieda, questo schimbo 6 km. Quindi sul percorso è esatto, sul percorso è sempre da piazza Palarnieda, Sant'Ioanne, Bivio di Mamone e poi abbassiamo. E quindi viene a chi eventualmente pensa ad essere in rucca a fare questa piccata, magari si sente in deficit rispettatelo. Si più che te potete venire a partire da Sant'Ioanne, potete partire da metà percorso, non batta nessun obbligo, insomma, sta abbastanza libero. E poi ovviamente una via che arriviamo a Singresso, arriviamo poi tutto Parisi a San Piazza. Hanno passato vai a Bina Spizzineddo, minorenni che ovviamente non sono in grado di affrontare il percorso completo e metà si sono uniti da ingresso alla piazza per essere una cosa più partecipata, per essere una cosa più bella.
Però su questo confido, insomma, spero che vinca. Ovviamente l'unica variabile che non posso controllare è il tempo. Speriamo che ha fatto una bella dia, il passato non l'ha fatta veramente bella. Salvo imprevisti che non riesco a percepire, penso che insomma non vi deve essere problema, ecco, calmo. Bene, bene. Quindi è tutto ben organizzato, da come abbiamo ascoltato, in sicurezza, in tranquillità, per ambulanza, per un mezzo che può soccorrere eventuale guasto, le brezzichette e così via, eccetera, eccetera. Insomma, una cosa ben organizzata, a modo, insomma. Sì, Poi ovviamente una cosa organizzata, io mi posso andare avanti, ma sono aperto a calesiette, suggerimento, a calesiette, aiuto, a calesiette, insomma, è una cosa che ha prodotto, voglio dire, ovviamente uno si deve porre in avanti, poi tutti i giuristi devono collaborare, sì, impiegare, insomma, è prodotto che non ha. Bene, tanto buona pedalata a tutti e buona giornata sannossata. Grazie. Visto TV, buon saluto a Alessandro, a mentor vedere. A domenica.